Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi nel canale del vostro Marietto Veneziano. Oggi devo rispondere a qualcuno che in PVT e magari anche nel canale mi ha fatto delle domande: come vedi il futuro prossimo, che cosa sono questi colpi di tosse e questi traballamenti, questi temporali che stanno arrivando. Ma prima di iniziare, il vostro Marietto Veneziano vi chiede di iscrivervi al canale di De Garda, del vostro Marietto Veneziano, di venirci a trovare i nostri gruppi Facebook e dei diari, chiaramente, e naturalmente a lunedì sera alle 20:30 abbiamo sul canale di Telegram un incontro di studi di esoterismo, e quindi mi piacerebbe, sarebbe bello se voi poteste venire. Ormai siamo quasi 150 iscritti e stiamo andando avanti benone. Bene, detto questo, il vostro Marietto inizia la pillola che vuole spiegare cosa ha visto a 15 anni, cioè più di 35 anni fa, più o meno, 40 anni fa. 40 anni fa il vostro Marietto aveva 15 anni circa, più o meno, ed è stato contattato da un gruppo di cabalisti. Dovete capire che i cabalisti per gli esoteristi sono proprio uno stato, sono un popolo a parte, anche se magari sono italiani, svizzeri, tedeschi, francesi, ma loro, i cabalisti, sono proprio un'entità. Addirittura per alcuni gruppi misterici, come ogni stato, hanno un angelo di riferimento che li protegge. Bene, questo gruppo qui, che io subito all'inizio non avevo ben definito e capito chi erano. All'inizio pensavo che erano un gruppo di spazzacamini, poi un gruppo, non so io, di matti, un gruppo di ebrei, e loro continuavano a dir di no. Anzi, devo dire anche una cosa: quando pensai che fossero ebrei e gli chiesi se erano ebrei, loro mi dissero di no addirittura, anzi gli stavano ben lontano. A un certo punto ho parlato anche del Führer e loro lo ammiravano, perché dicevano che era un uomo che voleva bene al suo popolo. Io, pensando che erano ebrei, dico: questi non sanno neanche di essere ebrei. Comunque, morale della favola, questi personaggi avevano dei doni molto importanti, infatti mi fecero vedere delle cose strabilianti. Ma la cosa che mi colpì di più in quel momento lì, e che adesso racconto, è quando a un certo punto mi fecero vedere il futuro e mi dissero che da quel posto, da quel paese lì, sarei dovuto andare via, cioè abitare lontano. Perché? Perché sarebbe arrivata una distruzione. Anche io, quando sentii queste cose qui, risi sopra, perché vedevo che tutta la situazione stava bene, no? Cioè era tranquilla e non ci potevi credere. A un certo punto però si alzarono in piedi, mi fecero alzare in piedi anche me, e a un certo punto mi trovai in un posto, cioè nella stessa caffetteria in cui stavo bevendo questo tè, mi trovai nello stesso posto, ma proiettato molti anni avanti, in cui tutto era praticamente invaso da vegetazione, come se ci fosse stato un attacco nucleare e tutto fosse devastato e la vegetazione avesse preso il sopravvento. Che il vostro Marietto, che aveva 15 anni, e vabbè tutto, ma non era poi stupidotto. In quel momento lì fui sconvolto, infatti andai a casa, raccontai la storia e dissi a mio padre: guarda, dobbiamo scappare, perché qui mi hanno detto, questo gruppo qui, che io sarò bravo a fare il radiestesista, vivrò di radiestesia, quindi andiamocene via da qui, perché qui arriverà una guerra. E infatti il mio babbo volle in un certo senso andarsene via, ma fu bloccato, no? Da forze maggiori. Poi, nel passare del tempo, altre due persone mi fecero vedere la stessa identica cosa. Praticamente il capitano degli Alpini di Torino e mio padre vero una notte vennero e mi fecero vedere la stessa cosa: distruzioni, morte e quant'altro. Che io me la feci sotto lì, avevo più o meno 21 anni, 22, e dissi: ma cavolo, come faccio a schivare questa botta che arriva? E loro mi dissero: non preoccuparti, tu ce la farai, avrai tutto sotto controllo, in quel tempo lì che arriverà la cosa avrai abbastanza forza per decidere le cose migliori. Poi nel tempo
il vostro Marietto tontolone camminava nella vita e un giorno, verso il 2003-2004, entrò la più potente veggente italiana, almeno secondo il mio datore di lavoro, che era un grembiulino e squadra compasso, che la pagava 1500 franchi all'ora, ed era una tipa che era imprendibile perché era sempre in giro per il mondo per lavorare per multinazionali, assicurazioni, banche, studi notariali grandissimi. È riuscito a farla arrivare e in ufficio un giorno, mentre stavo lavorando, è arrivata e mi ha fatto vedere che lei sarebbe morta quando io avrei avuto 60 anni, sarebbe morta in un paese qui vicino, in una cittadina qui vicino, per un attacco terroristico. Al che io gli dissi: ma scusa, me lo fece proprio vedere dentro nella mente. Io restai stupito e gli dissi: ma scusa, con la potenza che tu hai, con la forza che tu hai, come fai a morire in quel posto lì? Non puoi schivare la cosa. E lei mi disse: non si può perché è il mio karma, e poi in quel momento lì la vita sarà così brutta che non varrà neanche la pena di viverla. Quindi quello che il vostro Marietto vi sta tentando di dire è che molto probabilmente nel futuro prossimo, almeno fin quando io sarò coi piedi su questa terra, qualche piccolo colpo di tosse ci sarà un colpo di tosse che viene dall'est. Sicuramente lo stivale è ben equipaggiato, abbiamo un governo che sta facendo il tutto possibile per schivare l'oliva. Vediamo in questi momenti delle prove di regime che secondo me sono state fatte benissimo per far capire che l'Italia c'è e risponde al momento giusto, nei modi giusti, le persone riescono a capire bene le cose e quindi molto probabilmente schiverà l'oliva, però nelle zone dove abito io no, ci sarà un grande sconvolgimento e grossi problemi. Però sono sicuro che anche a quei circuiti che il Marietto e anche altri esoteristi stanno lavorando nella giusta direzione, molto probabilmente riusciremo a schivare l'oliva in modo elegante. Certamente abbiamo dei politici bravissimi, del nostro Silvietto che ha fatto i salti mortali per aiutare questo stivale, a molti altri che magari non sono in prima linea ma lavorano dietro le quinte in modo molto profondo. Il vostro Marietto vi chiede comunque di fare un atto di non eroismo ma un atto di fede, cioè scaricare i circuiti del sito del capitano.altervista.org e attivarli, soprattutto quelli per la difesa dello stivale, quelli dell'avvocato Ceratini. Bene, detto questo vi saluto e vi chiedo, se non l'avete ancora fatto, di seguire e di iscriversi sul canale di The Guard del vostro Marietto Veneziano e di venirci a trovare nei gruppi di Facebook e di Telegram. Grazie cari amici e alla prossima, ciao!